Ritirato Becky Black, Dante, restano in 10 al via, Beethoven Griffa, Stecca Dimara, Abramo Petra, Zagor MTT, Attila, Vasterbo Sky High, Diximo, Amore Stecca, Black Fire Horse e Claire Magic. Questo è lo schieramento di partenza con Attila che chiude nettamente favorito, numero 6 dello schieramento Maurizio Cheli in sediolo, macchina intanto che lascia andare i concorrenti. L'errore intanto di Zagor MTT, aveva sbagliato subito Beethoven Griff e Attila sfila in poche battute al comando nei confronti di Abramo Petral. Più indietro l'errore anche di Viximo. Numero 10 Black Fire Horse squalificato. Intanto Attila numero 8 Biximo squalificato. Conduce dunque Attila su Abramo Petral che si è subito sistemato in seconda posizione. In terza c'è Amore Stecca e se ne vanno i 400 metri iniziali in 32. Quarta posizione alla corda per Eclair Magic. E intanto i 600 vengono coperti nell'ordine del 46,4 con leader Attila che ora ha cercato di moderare l'andatura dopo il primo quarto in 32. Seconda posizione sempre per Abramo Petral, poi Amore Stecca che è in terza posizione mentre avanza all'esterno Vasterbo Sky High che sopravanza Eclair Magic che ne prenderà sicuramente la schiena, anzi no, c'è Amore Stecca prima che anticipa a sua volta Vasterbo Sky High e se ne va intanto un chilometro che Attila percorre in 1:17,2. Seconda e terza ruota per Amore Stecca e per Vasterbo Sky High che continua nella sua rincorsa e avvicina, no, è sempre in terza ruota però anche all'attacco dell'ultima curva e così Attila può mantenersi in vantaggio su Abramo Petral. Vasterbo Sky High sempre all'esterno di Amore Stecca senza riuscire a sopravanzarlo per il momento. Si è mossa anche Claire Magic in retta d'arrivo con Attila numero in vantaggio. 5, Abramo Petral Zagor che MTT, prova a spostare Attila però nel finale controlla e vince facilmente. Secondo posto per Abramo Petral mentre al terzo sul palo Vasterbo Sky High è raggiunto da Eclair Magic e ci sarà probabile foto per il terzo posto, due molto vicini sul traguardo. L'impressione che Eclair Magic proprio a fil di palo pizzichi Vasterbo Sky High, ma è una foto chiaramente molto molto difficile da decifrare. Così invece il successo nettissimo, il triplo in serata per Maurizio Cheli che vince anche questa sesta corsa per conto di Marco Bortolotti e del signor Guido Mezzetti, assegno con Attila in percorso di testa. Andiamo a vedere invece la foto per il secondo posto. Ci viene mostrato ora il fermo immagine ed è probabilmente Claire Magic che ha ragione di Vasterbo Sky High, mentre al secondo posto finisce Abramo Petral.